A Sant'Angelo Muxaro, dopo il successo delle 3 edizioni precedenti, si è svolto il 4° campo speleologico, allestito sulle pendici occidentali di Pizzo della Monica, che sovrasta il vallone Ponte, a qualche chilometro dal centro abitato di Sant'Angelo Muxaro. Il campo è stato organizzato da Angelo Spoto e Giovanni Buscaglia, presidente del gruppo speleologico Camicos e funzionario della riserva naturale integrale Grotta di Sant'Angelo Muxaro, gestita da Legambiente, che ha aderito all'iniziativa. Hanno aderito anche Val di Cam e il comune di Sant'Angelo Muxaro, che ha inoltre organizzato per domani sera, sabato, la Notte dei Musei, con l'apertura del locale museo archeologico e visite alla rinomata tomba del Principe. Anche quest'anno il gruppo speleologico Camicos ha organizzato il 4° campo speleo nel territorio di Sant'Angelo Muxaro. Hanno aderito gruppi speleologici un po' di tutta la Sicilia, come Catania, Trapani, e durante questo campo si faranno varie esplorazioni di alcune grotte che sono rimaste in sospeso e in questa occasione continuiamo l'esplorazione all'interno di queste cavità. Dopodiché c'è la possibilità di pernottare e dormire in tenda sempre qui nella zona dove si farà il campo. E poi ci sarà cucina da campo e si mangerà, diciamo, cenerà e pranzerà durante tutto il periodo del campo. Anche quest'anno Legambiente, ente gestore della riserva naturale Grotta di Sant'Angelo Muxaro, partecipa all'organizzazione del 4° campo speleo organizzato dal gruppo Speleo Camicos di Sant'Angelo Muxaro. È un'importante iniziativa che consente di promuovere il territorio sant'angelese, in particolare per quello che riguarda il patrimonio naturalistico presente, sia nella flora che nella fauna, ma soprattutto il patrimonio geologico. Va inoltre segnalata l'importanza dal punto di vista speleologico di quest'area. Si concentrano in questa zona infatti innumerevoli cavità, sia cavità che possono essere fruite da gente che si avvicina per la prima volta a questa importante disciplina che è la speleologia, sia praticamente cavità che necessitano di un'esperienza tecnica maggiore, perché si sviluppano prevalentemente in verticale. Quest'anno tra le iniziative collaterali va segnalata la Notte dei Musei, che vede impegnata anche Legambiente e gestore nella realizzazione praticamente di un laboratorio di rocce in piazza Umberto e nell'esposizione di materiale divulgativo sulla riserva con proiezioni di immagini dei siti naturalistici presenti, diciamo, nel circondario di Sant'Angelo Muxaro. Vi aspettiamo, sarà un fine settimana intenso con la possibilità anche di pernottare appunto nel campo o nelle strutture ricettive presenti in paese. Anche Sant'Angelo Muxaro partecipa all'evento La Notte dei Musei attraverso la visita al nuovo MUSAM, che è il Museo Archeologico di Sant'Angelo Muxaro, e la visita notturna alla tomba del Principe, che per l'occasione sarà illuminata dall'interno. Invito tanti, anche dei paesi vicini, a venire a visitare questo piccolo museo, ma grande museo, per le eccellenze archeologiche relative ai Sicani. L'evento La Notte dei Musei, dobbiamo dire grazie alla Soprintendenza dei Beni Culturali, all'assessorato regionale dei Beni Culturali, nonché alle associazioni locali, tra cui il gruppo Speleo Camicos, che in questa occasione, in questo periodo, organizza anche un campo, e anche all'ente gestore della riserva naturale Legambiente, perché grazie a queste collaborazioni si riesce a valorizzare il territorio in tutti i suoi settori.